li do io i mestieri. Sì, vai che siamo in onda. Perfetto. Ho qui, cari amici, una lettera della signora Pina con la sua busta. No, io prendo questi oggetti perché quando leggono le lettere, quelle vere, mi viene da ridere. Comunque, questa lettera della signora Pina ci dice: caro signor Grillo, ho un problema gravissimo. Mio figlio Ughetto, e questo Ughetto ci farà impazzire prima o poi, ha un grosso problema, vuole diventare per forza un calciatore. L'altra mattina mi ha messo in barriera e mi ha tirato un tiro e ha fatto gol nel forno, rovinandomi quel soufflé che ci aveva messo una vita per farlo. Ora mi scrive poi come bisogna fare per diventare un calciatore. Ora, per la serie te li do io i mestieri, cara signora Pina. Per fare il calciatore innanzitutto ci vogliono delle doti incredibili, non basta essere degli atleti per fare il calciatore, se no lo farebbero tutti. Fare un po' di ginnastica lo fanno tutti. Per fare il calciatore prima di tutto devi essere un attore incredibile. Devi essere uno dei più grandi attori del mondo. Perché quando subiscono un fallo i calciatori, che sono così che dici te lo lì, arrivano al pronto soccorso subito, uno dalla panchina arriva lì con una spugnettina e dell'acqua di Lourdes, si rialza perfetto. Poi vedi che zoppicano ancora un pochino per fare ancora un pochino più gli attori, appena gli passano il pallone, ta. Poi hanno doti di stupore, si stupiscono i calciatori in una maniera incredibile. L'avete mai visto quando vedi uno che punta l'altro calciatore? No? Gli va dietro, appena l'arbitro non vede, gli dà un calcio, l'arbitro se la fischia, questo fa, io? Cosa ho fatto? Ero lì, no, fanno io, che ti guardano l'arbitro come dire, io avevo il piede lì, mi ha dato una frontata nella caviglia. Poi hanno un senso religioso incredibile. Tutti prima di entrare si fanno il segno della croce, poi li inquadrano quando sbagli un gol, tipo Graziani, quando sbaglia lo inquadrano e fa. Proprio hanno un segno. E poi in barriera li avete mai visti? Ecco, lì ci tengono moltissimo alla verità i calciatori, perché in barriera tutti così, pallonate in faccia, ma tutti così. Perfetto. Poi rubano, sono dei furfantoni i calciatori, perché avete mai visto battere una punizione dove effettivamente è successa? Come l'arbitro si gira, un palmetto di prato si rubano, sempre. E nelle rimesse fuori laterali ci sono dei calciatori che, come si gira l'arbitro che ha il pallone, l'arbitro si gira, corre, vanno fuori dallo stadio e si battono il pallone in casa. Ti dico, delle robe. Però una delle qualità più belle è lo sprezzo del pericolo, perché qual è il momento più drammatico per un calciatore? È quando segna il gol, segna e gli altri lo rincorrono. E lui scappa perché ha paura effettivamente, perché lo baciano. Ora, se ti bacia Cabrini va bene, ma se ti bacia Cucureddu ti viene il tetano e ti rovina. Quindi per fare il calciatore ci vogliono troppe doti, signora Pina. Piuttosto consiglio per suo figlio Ughetto di fare un mestiere, non so, quello che mangia, per esempio il famoso esperto di culinaria, perché l'esperto di culinaria, il gastronomo, mangia per vivere. Cioè, noi mangiamo per vivere, lui vive per mangiare, capito? Perché e fanno tutte queste rubriche in televisione, Vilma De Angelis che fa la rubrichina e tanto si fa un primo o un secondo. Poi c'è Aveninchi che è sempre piena di polli, quei polli surgelati, e guardate come si è ridotta Aveninchi. A forza di polli arena si è ridotta così. Poi ci sono uno dei mostri, poi c'è Veronelli che insieme ai vini, cioè Veronelli è uno che se mangi il pesce ci bevi un rosé, diventa pazzo. A me piacerebbe legare Veronelli con una corda, no? Puoi andare lì, prendere un pesce e berci su spuma, berci su della Fanta con gli arrosti, farlo impazzire. E poi il massimo della depravazione umana è Tognazzi. Ugo Tognazzi non mangia come una persona normale. Lui entra nei ristoranti e dice: per favore, dov'è la cucina? Ma dove va, signor Tognazzi? Voglio andare in cucina. Va in cucina, prende una conca,
ci mette primo, secondo, tovagliolo, frutta, caffè, dei gettoni, poi manteca tutto con la panna e poi prende la roba e se la spalma addosso. Perché Tognazzi ha questo contatto erotico con i pori, no? Con i pori. E io mi immagino una cena tra lui e Veronelli, Tognazzi che si spalma, Veronelli che si rovescia all'Ambrus e insieme raggiungono l'orgasmo gastronomico, una cosa incredibile. Aia! Aia! È finita anche questa lezione. Leggiamo la massima di questa sera. La massima di questa sera è: meglio un'ala di pollo che un'ala della Juventus. Ciao a tutti! È passato il tempo delle sveglie che fanno tic-tac. Silent Time Brown si fa sentire soltanto quando serve. Silent Time Brown. Né tic, né tac.